Ieri eravamo a Padova, ieri sera a Rovigo, di nuovo a Padova, però un po' fuori, un po' in un luogo in qualche modo che potremmo dire un agriturismo, però di classe. Infatti vedete qui gli arredi come sono molto particolari. Siamo in una serata dell'ICE dedicata a qualcosa di molto particolare, parliamo di Col d'Orcia di Montalcino, quindi potete ben capire. Ma molto particolare è anche la cucina che ci ha aspettato, infatti siamo qui insieme con lo chef, siamo con il direttore di questo bellissimo posto e ci facciamo raccontare da loro come hanno interpretato questi vini per il piatto che è stato proposto. Sì, buongiorno a tutti, sono Andrea Bozzato, ho 29 anni e sono lo chef della Posa degli Agri. Per questa serata mi è stato richiesto di fare un piatto di una certa importanza, giusto per restare comunque a livello di questi grandi vini, e abbiamo deciso di utilizzare delle guancette di maiale selezionate da noi presso i nostri produttori locali, e le abbiamo cotte per 8 ore a bassa temperatura e le abbiamo accompagnate con della cicoria glassata con del miele delle nostre api e rifinita con una cialda di polenta soffiata. Quindi una grande qualità di partenza perché, come dicevi, fate riferimento a dei produttori che conoscete personalmente. Esatto. Con una cottura importante, diciamo 8 ore sottovuoto, quindi in qualche modo veramente mettendolo in bocca si sentiva tutto il sapore senza che fosse coperto da nessun'altra addizionale, diciamo tra virgolette, non c'erano altri sapori che interagivano, no? Esatto, e questo era proprio lo scopo. Comunque parliamo di un piatto classico, abbastanza classico o tradizionale, però appunto è proprio per far riscoprire questi sapori alle persone e far sentire il vero gusto della materia prima senza appunto comprirla con aromi o verdure che non servono per questa qualità, ecco. Mi dicevi che siete pronti per partire con il nuovo menù, siamo ancora in queste ultime, come dire, questa coda di inverno. Ultimi freddi, ma siete pronti per partire con lo scoppio della primavera, con nuovi sapori, che partirà dal 20 marzo? Esatto, dal 20 marzo riparte ci sarà questo cambio del menù. Noi lo cambiamo tutte le stagioni, giusto per rispettare quello che è il clima, quello che è la terra e quello che sono i prodotti di stagione. Anche perché abbiamo circa 2000 metri quadrati tra orto, alberi da frutti nostri, e quindi possiamo insomma coltivare quello che vogliamo noi e soprattutto seguire la produzione, quindi appunto mantenendo proprio la naturalità delle coltivazioni, ecco, senza interagire con additivi o cose del genere. Non anticiparci altro perché verremo a scoprire il nuovo menù. Adesso passiamo al direttore, nome e cognome che non ci conosciamo. Allora buonasera a tutti, innanzitutto mi chiamo Alberto Lazzari, ho 22 anni e ho intrapreso... Giovanissimi, eh? Sì, siamo una squadra giovanissima, abbiamo intrapreso questo percorso assieme, anche con lo chef ci conoscevamo da molto tempo, ma abbiamo iniziato insieme e adesso di nuovo per questo progetto molto ambizioso e le intenzioni sono importanti, sono quelle di fare strada e ci aspettiamo grandi risultati. Abbiamo come prossimo progetto una piscina che sarà veramente scenografica e realizzata nella zona antistante la dépendance, quindi anche i nostri alloggi potranno godere di una vista panoramica mozzafiato, oltre che quella dei colli Ugani, ovviamente, perché poi la sera... mezzo dei colli. Assolutamente. Stasera siamo qui per questa serata dell'ICE, alle nostre spalle tra l'altro vedo anche una cantina con delle etichette importanti, con dei bellissimi vini. Assolutamente, ecco perché io in primis ho deciso di diventare un corsista dell'ICE e intraprendere questo percorso per migliorare dal punto di vista professionale e garantire la massima esperienza ai nostri futuri clienti e ai nostri clienti. Perché ICE? ICE è una garanzia nel nostro territorio e non potevo che scegliere ICE, una vera e propria garanzia. Perfetto, allora verremo a trovarvi un po' più avanti con il nuovo menù, vedremo anche meglio le strutture esterne, oggi non abbiamo potuto visitarle e quindi complimenti ancora comunque per quello che ci avete fatto vedere. Grazie ancora. Grazie.